Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Eccoci qui con il nostro appuntamento settimanale e diciamo che in questo particolare mese dell'anno, vivendo all'esterno, abbiamo ogni angolo che vale la pena essere esplorato, essere scoperto ed essere vissuto. E infatti in questo periodo, che allergie a parte, è un piacere vivere all'esterno per chi come me poi ha il piacere di aver salvato qualche vecchio cespuglio. Io sono qui vicino a questo mio orgoglio ed è il Pallon di Maggio, che probabilmente qualcuno di voi avrà avuto modo di vederlo, di averlo in giardino. Rappresenta veramente la nostra infanzia, rappresenta il fiore delle nostre tante primavere. Ma in questo particolare periodo dell'anno non c'è solamente questo, è piacevole restare fuori perché come in questo momento c'è questa neve primaverile fatta di infiorescenze che non sono la gioia di tutti perché portano allo starnuto, sono la gioia però dei bambini che trascorrono le loro giornate qui a Valgrande, prima di arrivare nella nostra sala ristorante dove potranno assaggiare i miei piatti del periodo, che sono sempre piatti a base di erbette, piatti a base di asparagi e a fine pasto si concludono con le fragole fresche di stagione. Fragole come gli asparagi, come i prodotti che non sono provenienti dalla nostra azienda, sono provenienti dalle aziende del nostro territorio, perché qui sempre parliamo di prodotto locale e di stagionalità, con preparazioni e proposte curate esclusivamente da Monica, da Alberto e dalle persone componenti lo staff, che si impegnano per preparare paste fatte in casa, risotti e dolci. Se siete curiosi di assaggiare le nostre preparazioni di questo fine settimana, io vi invito a venirci a trovare e lo potrete fare, anzi lo dovrete fare, sempre con la solita modalità, quella della prenotazione attraverso i contatti tra le pagine social o tra le pagine del nostro sito. Io per il momento continuo e quando posso mi ritaglio qualche momento all'aria aperta e vi auguro una buona settimana. Ciao!